L'ex guardia giurata di 56 anni, prima ha tentato di uccidere a coltellate l'ex moglie, ora grave, poi si è suicidata puntandosi addosso la balestra. Parla la vicina di casa, la testimone oculare, lei gridava mi uccide, Torre di Mosto sotto shock, il sindaco, una ferita profonda per l'intera comunità. E un altro caso di violenza contro le donne arriva da Vigonovo, denunciato dai carabinieri un 44enne nigeriano per violenza contro la moglie, allontanato anche dalla casa familiare. A appena 14 anni la ragazzina multata nel weekend a Jesolo nel corso dei controlli anti-alcol, 200 euro la sanzione della locale nel corso della notte ad alto tasso alcolico. Vola fuori da un pick-up e batte la testa sull'asfalto, è successo sabato sera a Tre Baseleghe, vittima dell'incidente un ragazzo di Scorzè di 19 anni che sta lottando per la vita. Oggi al Duomo di Mestre l'addio a Paolo Giusto, già allenatore del CUS Venezia e polisportiva Mogliano, scomparso a 72 anni dopo essere stato travolto negli Stati Uniti mentre era in sella alla sua moto. Nuova immersione dei gondolieri sub, i volontari che ripuliscono Venezia dai rifiuti che giacciono sul fondo dei canali. Questa volta l'immersione è stata in Sestiere di San Marco. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia che si apre necessariamente con quello che è successo nel pomeriggio a Torre di Mosto, dove un uomo, un ex guardia giurata di 56 anni di origini pugliesi, ha tentato di uccidere a coltellate l'ex moglie cinquantenne che ora si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale e poi si è tolto la vita puntandosi addosso la balestra. Ci colleghiamo in diretta con Daniela Sizzi e Simone Merlo che si trovano proprio a Torre di Mosto. Li vedete davanti alla casa in cui si è verificato questo ennesimo terribile episodio di cronaca. Daniela. Buonasera Lina, buonasera anche telespettatori. L'ho detto tu, siamo in via Roma, a Torre di Mosto, alle mie spalle c'è la macchina che è praticamente il teatro dell'aggressione, l'ennesima aggressione ad una donna. L'aggressore è l'ex marito, lui era separato da lei da qualche mese, vivevano in case diverse, in paesi diversi, però lei lavorava proprio qui ed oggi era venuta a fare le pulizie qui nella casa del barbiere, nel negozio, poi era tornata in macchina qui ad attenderla, un vero e proprio agguato. C'era il marito che con lo vedete a terra, il portabiciclette ha sfondato il finestrino dell'auto della donna e poi con un coltello da cucina l'ha cominciata a colpire, e in questo momento è arrivata anche la scientifica dei carabinieri. Vedete, si stanno vestendo e dovranno controllare, analizzare la macchina. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i minuti prima di questa gravissima aggressione. La donna è stata colpita al torace, alle mani, ha tentato di difendersi disperatamente ed urlare. Urlava mi vuole uccidere. Sono usciti il barbiere, sono uscita la gente, i commercianti, i residenti, hanno tentato di soccorrere la donna in tutti i modi. Poi ad un certo punto l'uomo prima ha minacciato chi tentava di soccorrere la donna e poi è fuggito con l'auto, è tornato nel suo garage che si trova a una cinquantina di metri da qua, dove la casa dove vivevano assieme prima il marito guardia giurata e la donna appunto che faceva questi lavori domestici qui nelle case del paese, e lì si è ucciso con una balestra, un suicidio davvero difficile anche da capire. Perché sia scattato dopo mesi di separazione non si sa. Certo che i cittadini sono sotto shock perché hanno sentito la donna urlare e poi hanno tentato con gli asciugamani che vedete alle mie spalle a terra, sono rimasti lì gli asciugamani pieni di sangue, tentavano di tamponare le ferite della donna, che poi è stata portata in ospedale in gravi condizioni all'ospedale di San Donà. Una residente insieme al marito sono fra i primi che sono arrivati qua di corsa e hanno tenuto la mano della donna. Intanto vi do i nomi: l'aggressore è Michele Beato, il marito del 65 Rosa Giletti, invece del 71, entrambi originari di Bari, ma vivevano qui a Torre di Mosto dal 2003, una famiglia insomma che non sembrava avessero questi problemi, però abbiamo saputo che c'era stata anche una denuncia da parte della donna qualche tempo fa, proprio perché il marito l'aveva aggredita, l'aveva picchiata.
Dunque è arrivata qui sono arrivati qua, le hanno tenuto la mano, l'hanno soccorsa. Sentiamo proprio le parole della signora Paola. No, io conosco di più lei, la moglie. Sì, la signora che è stata accoltellata l'abbiamo soccorsa io e mio marito. E cosa è successo? Cosa ha visto? No, mio marito ha visto lui che scappava e la signora è stata accoltellata in più parti del corpo. Ha detto qualcosa? Sì, l'abbiamo sentita gridare e addio, aiuto, aiuto, mi uccide e poi siamo andati là, era piena di sangue, abbiamo cercato di tamponare le ferite e ste cose, insomma, abbiamo cercato di tenerla sveglia e abbiamo fatto quello che si poteva. Tutto là finché sono arrivati i soccorsi. Lei la vedo provata, insomma, a vedere una cosa del genere. Cose che non si vorrebbe mai vedere queste, specialmente in un piccolo centro come il nostro, però insomma è tutto il mondo e paese e succedono anche qua. La signora era fuori di casa già da diversi mesi, abitava per conto suo e siccome lavorava qua nei dintorni faceva le faccende domestiche in giro per le case e probabilmente lui l'ha aspettata sotto. Lei era in macchina ancora? Era in macchina. Non ha fatto neanche in tempo a scendere? No, lui ha preso il portabiciclette, ha spaccato il finestrino, gliel'ha tirato addosso e poi con un coltello da cucina l'ha pugnalata in diverse parti del corpo. Tutto qua. Tanta paura. Tanta paura. Noi abbiamo preso tanta paura. Lui dopo è scappato? Lui è scappato in macchina, ha fatto il giro del condominio e poi l'ha fatta finita. Dove? Qua dietro. Lui abita dietro là, c'è il garage sotto, la cantina, il garage e con la balestra si è tirato un colpo. Ecco Lina, dunque hai sentito le parole della signora, fra l'altro il marito che abbiamo anche intervistato ci diceva, il marito proprio della signora Paola ci diceva che avevano anche paura che lui potesse tornare con una pistola, in realtà invece poi è andato nel garage come avete saputo, si è ucciso. Io vi faccio rivedere perché sono arrivati i carabinieri, la scientifica, stanno analizzando, lo vedete, la macchina, stanno controllando, fotografando, si cerca adesso di capire, si cerca di ricostruire tutti i movimenti della donna e anche dell'aggressore che come ti ho detto purtroppo si è poi ucciso. Qui sul posto pochi minuti dopo è arrivato anche il sindaco di Torre di Mostra, ci ha detto questa è una profonda ferita per la comunità e diceva noi non mai avremmo pensato che si arrivasse a tanto, non era una coppia che era conosciuta come proprio litigiosa. Sentiamo le parole. Noi come servizi sociali non avevamo nessuna segnalazione, nessuna conoscenza, perciò di solito con l'assistente sociale qualcosa emerge, qualcosa ci viene insomma segnalato, però non avevamo nessuna segnalazione di questo. Di certo però loro comunque non vivevano più nella stessa casa. No, non vivevano più nella stessa casa, questo è anche dal pourparlers, dal chiacchiericcio, lei viveva a San Stino, molto ovviamente la relazione non era ben gestita da di loro e lei molto è uscita di casa e è andata ad abitare a San Stino, ecco. C'erano delle denunce a carico di lui? No, io questo non lo so, se c'erano delle denunce. Questo non ve lo posso segnalare perché non lo so, insomma, ecco, questo no. Risulterebbe almeno una denuncia forse per maltrattamenti, tanto che poi il prefetto aveva disposto che l'uomo non potesse più lavorare come guardia giurata. Anche questo sono sempre voci di popolo in cui avevano detto è stata ritirata la licenza del porto d'armi e quant'altro, magari forse perché all'interno della famiglia era scaturita qualche piccola discussione, ma li sono venuti alle mani e quant'altro e di conseguenza l'hanno ritirato. Ecco, sono voci di popolo, insomma. Un atto comunque di una violenza inaudita. Sicuramente sì, per la nostra comunità, perché è una comunità che mai aveva vissuto questo tipo di episodi, insomma, ci lascia un po' così sbigottiti, insomma. La donna, Lina, si trova ricoverata in ospedale a San Donà in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Se non ci sono domande dallo studio io ti restituisco la linea.
Grazie a Daniela Sizia, grazie a Simone Merlo sul posto. Noi proseguiamo con le altre notizie del telegiornale, pronti naturalmente a darvi ulteriori aggiornamenti dovessero esserci su questo caso dai contorni in realtà piuttosto chiari e drammatici. C'è stato un altro caso di violenza contro le donne, siamo altrove, denunciato dai carabinieri di Padova un 44enne nigeriano per violenza sempre contro la moglie. Una tranquilla giornata al parco ha avuto un bruttissimo finale per un nigeriano 44enne denunciato dai carabinieri di Padova in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È successo al parco Brentaviva a Fontaniva, nell'Alta Padovana, dove la famiglia, residente a Vigonovo in provincia di Venezia, stava passando la domenica. Per futili motivi l'uomo colpiva ripetutamente al volto la moglie, causandole lesioni valutate con 30 giorni di prognosi dal pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova. La donna era già stata, nel recente passato, vittima di simili violenze da parte del marito. Ora l'uomo è stato denunciato e sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Ora sul litorale a Jesolo è stato l'ennesimo weekend ad alto tasso alcolico, multata, pensate, anche una ragazzina di appena 14 anni di Castelfranco Veneto che girava in centro con una bottiglia di vodka. Durante la nottata di sabato, quindi in vigenza dell'ordinanza, i vigili, la polizia locale hanno rilevato questa ragazza minorenne di 14 anni con in mano una bottiglia di superalcolici, quindi è stata sanzionata come da ordinanza. Ha appena 14 anni ed è di Castelfranco Veneto la ragazzina multata nel weekend a Jesolo nel corso dei controlli anti-alcol avviati dalla nuova giunta comunale, che sul tema ha imposto un giro di vite sulla detenzione e la vendita da asporto. 200 euro la multa che gli agenti di polizia locale hanno comminato ai genitori della teenager, un caso limite in una notte, l'ennesima ad alto tasso alcolico. Non è un tema che riguarda strettamente la sicurezza, perché presumo che questa ragazza e i suoi amici non fossero pericolosi per gli altri, però è sicuramente un tema di rilievo sociale. Quindi una delle cose che noi abbiamo visto quest'estate, e questa non è una cosa che possono risolvere i sindaci, le forze dell'ordine, ma probabilmente è un tema educativo, c'è un uso crescente, soprattutto da parte di minori, di sostanze alcoliche e stupefacenti. Quindi questo è un po' un campanello d'allarme su cui penso che la società debba avviare una riflessione. E nel fine settimana sono state sanzionate anche altre 5 persone. Multato per 700 euro pure il titolare di un mini market beccato mentre vendeva birra a 3 minorenni. Ora l'attività rischia la chiusura. Che il consumo di alcol tra i giovanissimi sia non solo generalizzato ma aumentato esponenzialmente lo confermano gli stessi operatori. Spesso viene acquistato altrove. Alla sera la gente è sempre un po' più brutta negli ultimi anni, quindi è sempre un po' più pericoloso restare aperto a lungo. È chiaro che appunto se facciamo la festa, che c'è tutta la sicurezza, siamo più sicuri, però se rimaniamo tra di noi comunque sì, i ragazzi si fanno sempre un po' più cattivelli, diciamo, comunque tante compagnie vanno in cerca anche dello scontro. Se da un lato i titolari dei chioschi rivendicano comunque la sicurezza delle loro attività perché monitorate, dall'altro espongono un altro problema, a loro dire irrisolto. I problemi che vediamo sono lo spazio, effettivamente tutti gli spazzatori che sono qui in zona che creano problemi. Naturalmente sappiamo che dove c'è domanda e offerta ci sono anche loro, quindi è quello secondo noi il problema numero uno. Sono soprattutto africani e marocchini che li vedi qui nella spiaggia, però sì, sicuramente è questo l'unico problema secondo noi che deve essere sistemato qui in Piazza Mazzini. Dopo i giovani si sa, prendono l'alcol da casa, se lo portano via da casa eccetera, però diciamo che se si è organizzati si riesce a sistemare e a sopperire questo problema. Sempre sul fronte della lotta all'alcol, inoltre nel weekend sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 3 soggetti, un 43enne trevigiano, un bolognese e un veneziano. Questo tema si intreccia anche con la sicurezza stradale. Per fortuna episodi gravi non ne sono successi, però sappiamo che il tema dell'abuso di sostanze significa anche poi per chi si mette alla guida il rischio anche di incorrere in gravi incidenti, quindi dobbiamo continuare nella sensibilizzazione e dopo la pandemia ancora di più. Ci sono giovanissimi ubriachi in spiaggia anche di giorno, ci hanno raccontato i bagnanti. Sentiamo le loro voci. Qua è proprio un disastro, È preoccupante anche uscire, perché se trovi la banda che vuole fare casino, ce n'erano 2 che erano, come si suol dire, masticati, proprio fatti come i peri.
cioè in mezzo alla spiaggia a disturbare la gente, cosa come. Ma con le bottiglie da bere e tutto quanto, e dopo sentire uno che si dice andiamo a farci una canna. Poi arrivano con le sacche di birra, se c'è birra dentro, o superalcolici. Sono sempre più giovani, bambini di 12-13 anni che girano con la vodka. Questo è vero, diciamo che ci sono tanta gente giovane che gira. Non era così magari una volta. Giovanissimi, 16, 18, 20 anni, quelli più anziani. Ragazzi molto molto giovani comunque rispetto a tanti anni fa, che erano magari un po' più maturi, che facevano queste serate un po' movimentate. Perché vogliono far festa, vogliono fare musica, cioè vogliono ballare, quindi fanno casino e si fanno fighi davanti agli altri, però quando sono da soli normale, Jesolo è così, non è che... 16 anni, 17, ma dipende, anche trentenni, cioè quando tu sei ubriaco non sai come reagisci, quindi ti dai una spallata per sbaglio mentre balli, l'altro ubriaco, cioè comunque inizia. Secondo me è una cosa che io ho visto dalle notizie crescere di più negli ultimi anni. Sono venuto qua anche a 19 anni, non era così. Io ho assistito qualche volta, venendo a Jesolo, a questa gioventù scalmanata. Molto maleducata, perché noi abbiamo anche l'ombrellone e i sdrai prenotati, troviamo sempre gente seduta, anche se ci sono gli asciugamani che si appoggiano là come che fosse suo, insomma. C'è una maleducazione della gioventù di adesso. Voltiamo pagina, parliamo comunque sempre di ragazzi giovani. Un 19enne di Scorzè è rimasto vittima di un brutto incidente a Trebaseleghe, è volato fuori da un pick-up, ha battuto la testa sull'asfalto. È ancora in gravi condizioni all'ospedale di Padova il 19enne di Scorzè, sbalzato sabato sera fuori dal finestrino di un pick-up, un'auto con cassone, guidato da un amico a Trebaseleghe. Il ragazzo è finito sull'asfalto e ha picchiato violentemente la testa. Per le sue condizioni di salute era stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. L'incredibile incidente è successo al curvone di via Rio San Martino. Da una prima ricostruzione pare che a bordo dell'auto fossero in 4 e che il ferito fosse seduto sulla portiera posteriore con il finestrino abbassato e il busto all'esterno. Forse in curva gli è mancato l'appiglio ed è volato fuori dal mezzo. I carabinieri stanno valutando tutte le responsabilità, a cominciare da quella del conducente. Sono stati celebrati oggi in Duomo a Mestre i funerali di Paolo Giusto, già allenatore del CUS Venezia, fondatore della Polisportiva Mogliano, scomparso prematuramente a 72 anni. Ad attendere il feretro di Paolo Giusto sul sagrato del Duomo San Lorenzo, stamattina a Mestre c'erano i figli Alessandra e Andrea con i suoi adorati nipoti. Per lui fiori bianchi e rossi, anche a forma di cuore, l'ingresso accompagnato dal parroco Don Gianni Bernardi, che ha officiato l'omelia per l'addio al professore in pensione del Giordano Bruno di Mestre e allenatore del CUS Venezia, fondatore storico della Polisportiva di Mogliano, morto a 72 anni lo scorso 1 giugno, dopo essere stato investito negli Stati Uniti mentre era in sella alla sua Harley. Molto conosciuto anche a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile. Eri un uomo nato e cresciuto libero, ha detto di lui la figlia Alessandra, ricordando anche la mamma venuta a mancare per un brutto male 20 anni fa. Non sarà facile papà vivere senza di te, già ora è molto difficile, ma ora tu viaggia libero con la tua moto e la mia mamma. Il viaggio continua papà. Ti voglio tanto bene, bambino mio, mi manchi tanto, Alessandra. Applausi e lacrime in un Duomo gremito di gente in abiti colorati, come dalle ultime volontà di Paolo, ricordate dai figli. E tante lacrime, comprese quelle delle sue ex allieve della pallavolo, le ragazze del 67. Insieme manterremo vivo il tuo ricordo. Grazie Paolo. Un'altra omelia per Paolo Giusto verrà celebrata anche a Sanremo, dove si era trasferito da tempo. Ora siamo alla politica. Il divorzio tra il PD e Carlo Calenda ha inferto un duro colpo alla coalizione di centrosinistra. Per Andrea Ferrazzi del PD un atto ingiustificato senza alcuna logica. Nessuna motivazione logica, razionale
non c'è nulla di quello che è avvenuto nei giorni successivi che non fosse già scritto e stabilito all'interno di quell'accordo, e quindi oggettivamente è stata una cosa incomprensibile sul piano della tenuta del patto e devo dire anche incomprensibile dal punto di vista politico. Non usa mezzi termini Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, che definisce il voltafaccia di Calenda come un atto ingiustificato. Tutto era scritto nero su bianco, ma al momento di definire l'alleanza anche con Verdi e Sinistra Italiana è arrivato il fulmine a ciel sereno. Nel momento in cui poi si apriva la possibilità di poter vincere le elezioni era del tutto evidente che non si poteva, ma si dovevano fare che cosa? Si dovevano fare degli accordi elettorali, cioè mentre quello con Calenda e più Europa, quindi Calenda, Vedova e Bonino, era un accordo diciamo per il governo e quindi un accordo scritto sui contenuti con delle linee di demarcazione chiare e delle cose chiare da fare. L'accordo poi siglato con le altre forze politiche era già stato, come dire, messo nel piatto con Calenda, poi così è stato fatto, un accordo elettorale. È la legge elettorale, spiega Ferrazzi, che costringe, avendo una quota uninominale alta, ad accordi di questo tipo. Ma Calenda, dopo l'abbraccio con Letta, ha scelto per il dietrofront immediato, lasciando, secondo i sondaggi, più terreno al centrodestra. Il PD deve essere una forza espansiva, che non si chiude in riserve indiane immaginando che qualcun altro debba fare il leader non si sa di quale coalizione e che qualcun altro debba prendere i voti di chissà quali moderati. Il PD ha tutte le carte in regola per essere un partito credibile, perché è stata la forza politica credibile che ha tenuto la barra dritta. A Chioggia un razzo di segnalazione è esploso nella stazione dove vengono portati i rifiuti prima del trasporto agli impianti di trattamento. Solo la prontezza di riflessi dell'addetto al servizio ha evitato che lo scoppio provocasse un incendio. Veritas ha reso noto che sono state avviate delle indagini per individuare e punire l'irresponsabile che ha conferito il razzo di segnalazione in un contenitore del rifiuto del Seco, davvero creando un potenziale pericolo. Nuova immersione invece, voltiamo pagina, dei gondolieri sub, i volontari che ripuliscono dai rifiuti i canali. 300 kg di rifiuti recuperati in 2 ore di attività dalle acque di Rio del Vin in Sestiere San Marco. I gondolieri sub dell'associazione di categoria Gondolieri di Venezia sono tornati all'opera, rinnovando il loro impegno per ripulire i canali della città. Tra il pescato dei volontari, questa volta un cestino portasigarette, cavalletti per l'acqua alta, reti metalliche, pezzi di tubazioni, bottiglie e copertoni utilizzati come parabordi dalle imbarcazioni. Da quando il progetto ha preso il via nel 2019 si è trattato della 14ª immersione organizzata col sostegno dell'amministrazione comunale per recuperare le tonnellate di rifiuti che giacciono in fondo a canali e rii veneziani. Ed è stata anche l'ultima del periodo estivo. I gondolieri sub torneranno in acqua a novembre per portare avanti l'opera di ripulitura anche nei mesi autunnali e invernali. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione agisce al centro-sud, al nord invece, più vicino all'anticiclone che staziona nell'Europa centrale, il tempo si manterrà tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di martedì 9 agosto. Sul Veneto la giornata si caratterizzerà per le generali condizioni di bel tempo. Come vediamo avremo tanto sole e cielo limpido, salvo per qualche isolato addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma senza conseguenze. Caldo gradualmente più sopportabile, avremo temperature minime comprese tra i 14 e i 23 gradi, massime invece oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche innocua nube sui monti e sull'alta pianura. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente, avremo qualche annuvolamento, ma insomma senza piogge. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.